Dunque ragazzi, buonasera a tutti. Per la serie che li do io i mestieri parleremo del comico. Infatti è un mestiere, perché non è un mestiere. Infatti ci scrive la signora Pina. Ho qui la lettera. Già. La signora Pina ci scrive: caro Grillo, sono preoccupatissima perché mio figlio Ugo di 8 anni vuol fare il comico. Come entra in casa spara barzellette di uno scarso che passa l'immaginazione. L'ultima è stata, la sai, l'ultima Z. Mio marito è andato dai carabinieri, io non so più come fare. Aiutami tu, vorrei sapere come hai iniziato la tua carriera di comico. Io ripongo la lettera, non ho portato la busta perché era una cosa incredibile. Cara signora Pina, il mestiere di comico, io come ho cominciato? E sono tutte cose vere. Ho cominciato a fare il comico come cominciano tutti i comici, per caso. Perché uno è simpatico, sai, fa un po' di casino in giro, guarda com'è comico. Io ho iniziato a Genova quando si usavano le cab, quelle cave di cabaret, le cab. Erano cantine dove la gente stava su delle panche, gli amici, perché venivano gli amici a sentirti, erano amici perché se andavi su e facevi le battute, se non ridevano scendevi, dicevi se non ridi t'ammazzo, e ridevano per il terrore. Dopo la mia gavettina di un paio d'anni in questo localino così, è arrivato un giorno un impresario. Sapete chi sono gli impresari? Quelli vestiti doppio petto grigio, valigetta di tipo Louis Vuitton, sai? Che uno dice guarda c'è la valigetta Louis Vuitton, è importante per forza. Poi l'ha aperta, c'aveva una brioche e mezza mattina, la fame che aveva. E mi ha detto cosa fa? Cosa fa lei qui in questa cantina di Genova? Venga con me a Milano, venga con me che non ho più niente da perdere. Io ho detto vabbè vado e vi giuro sono andata a Milano, che era la mecca del cabaret, c'era Cocchi Renato, Villaggio, e sono andato in un locale, ragazzi, che a Milano quando fanno i locali, sono mica come a Genova o a Palermo, fanno dei locali. Io il primo locale che ho fatto a Milano, ve lo giuro ragazzi, tu entravi in questo locale, sulla destra un'enorme tavola calda, sulla sinistra un'enorme tavola fredda, al centro una tavoletta sui 40 gradi. Scendevi, c'era discoteca, cineteca, biblioteca, sala alcolici e cabaret, c'era tutto. Ed erano felici ed entusiasti, contentissimi proprio i 2 clienti. C'erano 2 clienti, ma 2, allora io facevo spettacolo per 2 persone, ma ti rendi conto? Che dopo 3 sere che facevo il mio repertorio, uno dei 2 non è più venuto perché gli è venuto un esaurimento nervoso. L'altro invece resisteva. Sai perché ci sono quei sadici del cabaret che si imparano tutto a memoria, arrivano lì e quando dici la battuta te l'anticipano e ti mettono in crisi. Non sapevo più cosa fare perché il titolare mi faceva lavorare anche per uno. Perché cosa faceva il titolare del locale? Ogni tanto prendeva questo cliente, lo portava un po' in tavola calda, un po' in cineteca, un po' in discoteca, per far vedere che c'era del movimento nel locale. Comunque era un locale tranquillo, sapete Milano era sempre un malavita lì. Questo qua era un ragioniere, il locale era tranquillo anche perché fuori del locale c'erano i butta dentro. Cioè tu passavi di lì per gli affari tuoi e ti prendevano a boom. Anche uno in pigiama col cane, venga qua, vada dentro, ma no, c'ho il cane, vada dentro. E fino alle 3 non li facevano. E mi ricordo, cara signora Pina, mi ricordo che ho detto, eravamo diversi colleghi a lavorare in questo locale, non c'era solo io, c'era Rosalino Cellammare, che è Ron, c'era Umberto Napolitano, eravamo un po'. Allora abbiamo detto, diciamo al proprietario di fare pubblicità, facciamola venire in questo cabaret la gente. E il proprietario ha detto va bene, tentiamo il tutto per tutto, si è impegnato tutto e ha fatto una pubblicità che non so quanto avrà speso 20.000 lire. No? Guarda che 10 anni fa 20.000 lire, cosa dici? Sono come 35 oggi. Allora, una sera siamo lì, io, Ron e quest'altri, a un certo momento sentiamo il rumore, sai il rumore della folla?
Come fa la folla? Vediamo il telone d'ingresso che si gonfia, si spalanca il telone e ti scoppia un boom di pubblico, che ti arrivano 3. Sono arrivati 3. Che non sono arrivati tutti e 3 assieme, che formavano una piccola compagnia, no? Come voi 3, che siete lì voi 3. Sono arrivati 3 che non si conoscevano. Quindi uno si è seduto in galleria, uno là e uno là. Io non sapevo chi guardare. Se guardavo quello lì si incacciava quello là. Se guardavo quello là, come mai non mi guarda mai a me? E poi è pericolosissimo fare uno spettacolo con 3 persone. Perché se uno dei 3 non ride, è più del 30% del pubblico e ti brucia lo spettacolo. Aia! Aia! Aia, è già finita! Signora Pina, è finita la puntata. Estraiamo la massima di questa settimana. La massima di questa settimana è: chi si accontenta gode, ma chi gode è molto più contento. Grazie a tutti, arrivederci. Oh! Ciao a tutti.